Pietro è un ragazzo di Padova molto giovane, è un professore, già professore, e il libro è molto interessante, soprattutto dal titolo, si parte da lì, in effetti. È stato presentato anche al Salone del Libro di Torino e questo è un vanto per un ragazzo alla prima esperienza, quindi secondo me portarlo qui, spero di dargli un input per lanciare questo nuovo genere che ha creato lui. Sono dei racconti brevi che trattano di questioni profonde, ma in maniera divulgativa, attraverso la narrazione. L'essere umano da sempre trasmette le conoscenze, le proprie, come dire, la conoscenza di se stesso, del mondo, attraverso racconti. È quello che io ho cercato di fare un po' su argomenti di taglio filosofico e teologico che sono il mio ambito di studi. Sono due filoni di racconti, il primo filone è di fantascienza prettamente cattolica, il secondo di fantascienza metafisica, cioè sono entrambi filoni di racconti che però affrontano argomenti diversi, quindi il primo argomenti, questioni teologiche aperte, mentre il secondo questioni filosofiche aperte, in particolare attinenti alla filosofia della scienza.